Salve a tutti. Anno 2020, anno bisestile. Funesto, come dicevano una volta i nostri nonni. Io non so se questo corrisponde a verità. Sta di fatto che stiamo attraversando un momento molto particolare, al di fuori di ogni aspettativa, difficile e anche molto pericoloso. Ognuno di noi deve fare la propria parte. Nel nostro piccolo dobbiamo evitare che la situazione peggiori. Bisogna rispettare le ordinanze, anche se questo costa fatica e sacrificio, ma è l'unico modo per evitare il peggio. Chi si sta sacrificando? Tutti, dai più piccoli ai più grandi. I bambini che sono obbligati a restare a casa, facendo a meno della socializzazione, non potendo vivere all'aria aperta. I giovani che devono modificare le loro abitudini dello stare insieme, non potendo andare in giro liberi, rinunciando alle loro abituali attività. Si sta sacrificando chi deve chiudere la propria attività, pur di tutelare la propria salute e quella dei propri cari. Si stanno sacrificando le mamme che cercano di inventare ogni giorno per i propri figli magari un dolce, una ricetta nuova per rendere diverso un giorno dall'altro. Lo Stato ci sta chiedendo sacrifici enormi, ma dovrebbe garantirci i mezzi per poterlo fare. Mi riferisco a tutte quelle attrezzature necessarie che in molti luoghi non arrivano. Voglio ricordare tutti coloro che stanno contribuendo a dare una mano grande, anzi grandissima, per poter superare questa emergenza. Come tutto il personale sanitario che anche a rischio della propria vita non si risparmia e va avanti senza interruzioni. Le forze dell'ordine, tutte, di ogni ordine e grado, che ogni giorno con il loro servizio fanno in modo che non manchino i controlli e l'aiuto necessario. Voglio ringraziare in particolare il nostro sindaco Cateno De Luca, che in prima linea e andando contro tutto e tutti sta aiutando la nostra città e noi cittadini a risolvere tutti i problemi che nascono, mettendoci la propria faccia, tutelandoci, anche a costo di scontrarsi con le altre autorità. Voglio ricordare infine tutte le persone che si sono purtroppo ammalate e che sono venuti a mancare e di chi ancora sta lottando. Nella speranza che finisca tutto nel più breve tempo possibile e possiamo ritornare alla nostra quotidianità, Mpari Yapuku vi saluta con affetto, al grido di "Io resto a casa". Non facciamoci prendere dallo sconforto, ci vuole ancora pazienza, ma sono sicuro che ce la faremo. Forza Italia, non mollare.